prima di sedersi in poltrona per il big match. La Pisana Calcio 8, che ha appena perso la vetta della classifica, ospita un Cottini Staibano Gomme in crisi, ma con tanta voglia, a detta del presidente, di invertire la rotta. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è l'ultima d'andata, la 15ª di Serie A della Lega Calcio 8. Avvalendoci della preziosissima oggi, soprattutto con queste situazioni di gelo assoluto in via Aurelia Antica, collaborazione in regia di Cristiano Colagrossi, andiamo ad introdurre le liste dei convocati che mister Scerrati per una volta al posto dell'infortunato colonnello Di Pasquale e dall'altra parte naturalmente Pietro Filoso per il Cottini Staibano Gomme sono andati a convocare per quest'ultimo appuntamento del girone d'andata. La Pisana Calcio 8 sotto la nostra postazione opererà il canonico saluto. Il Cottini Staibano Gomme è la squadra in trasferta, quindi andremo ad introdurre subito dopo il saluto della Pisana la lista dei convocati del Cottini. Classico il saluto della Pisana in casa o in trasferta che sia. Oggi si gioca al Ciriaci, lo stesso terreno sul quale i ragazzi di Pasquale sono andati a perdere per 3-1 contro il Peperino Calcio a sorpresa nella prima del 2017. Questa, la seconda, vede opporsi i ragazzi del Cottini che schierano il numero 15 Antonini, Danilo Croce col numero 5, Danilo D'Ambrosio omonimo col numero 9, 25 Gallaccio col 7 Pascucci, col 19 Tajani, col numero 6 c'è Vasselli, in porta naturalmente Ilario Paoletti. Uno dei top player dell'ultima sfida contro Gem Fitness Calcio 8 risponde la Pisana, oggi allenata da Simone Scerrati, con in porta Marco Filonardi, poi il numero 8 Massari, Carnevali col 5, 14 Cervini, 7 Cesaro, 3 Chianelli, 10 Ferretti, 6 Lalli, 11 Laurato Pacia, il numero 2 Scerrati, il 16 anche se fa il mister dalla panchina Scibilia al numero 9. Troppo alto. Lista dei convocati, non c'è bisogno di marker. Dalla destra verso la sinistra dei vostri monitor o teleschermi che vogliate attaccherà il Cottini e Staibano Gomme in maglia nera. La Pisana, padrona di casa, osserverà il calcio d'inizio degli avversari che giunge in questo istante. Tanto vento anche a disturbare le gesta dei protagonisti, che va ad alzarsi fatalmente proprio ora che la gara è iniziata da pochissimi secondi, con il primo possesso per il Cottini a centrocampo. C'è Antonini che si è allargato, ma Danilo Croce prova ad andare subito da solo sfidando la Pisana. Il movimento di Antonini, il mister dalla prima giornata del Cottini, tenta un primo cross, mister almeno fino al ritorno in panchina di Pietro Filoso, che vediamo bardato come non mai a condurre i suoi in panchina. Calcio d'angolo Cottini, battuto basso, rasoterra, non sarà facile entrare in temperatura per i giocatori. Stessa cosa accadrà anche nella sfida successiva, che sicuramente questi effettivi andranno a gustarsi, quella delle 22:30, quella tra Cotton Club e Golbet Calcio 8. Pisana che ha bisogno dei 3 punti per poi poter sperare in un pari tra le altre due contendenti alla vittoria della regular season. Nel frattempo la sfera è allargata, c'è un cross dal lato corto, ma si torna ancora fuori. Stop e sinistro di Lalli, la prima parata di Paoletti in 2 tempi. Puntualmente va a premere azione Cristiano Colagrossi, è la prima azione importante del match. C'è Paoletti che si tocca un braccio di contrasto involontario, quello che l'ha coinvolto con Cesaro. L'arbitro si sincera delle sue condizioni e siamo pronti alla battuta del primo calcio d'angolo. Lalli, servito fuori da Cesaro, va a largo ancora dal numero 10 a giro, Paoletti ancora a volare. Un inizio di gara in cui è stato sollecitato ora da Ferretti Ilario Paoletti, dignissimo sostituto di Alberto Galassi, portiere ritrovato dal Cottini nelle ultime giornate. Calcio d'angolo stavolta battuto e teso, ma proprio nel momento in cui s'alzano nuove folate di vento gelido. Cottini abbottonato in difesa e Pisana che riparte dalla sua metà campo. Chianelli, il capitano, va a sinistra, avanzata della Pisana, è servito Laurato nello stretto, bene, va poi fuori per un compagno.
il numero 14 della Pisana, vale a dire Cervini, naturalmente in posta basso. Ora è Laurato a cercare spazio per il tiro, può andare sia col destro che col sinistro, cerca un 1-2 che gli viene reso, ma il Cottini è bravo a ripiegare con Croce, ben coadiuvato da un compagno, quindi Antonini. Scelta saggia quella di tornare indietro, scusate, era Gallaccio, non Antonini. Lungolinea su Croce. Eccolo Antonini, è lì sulla destra, Gallaccio agisce invece più vicino alla nostra postazione. Ancora Cervini però per la Pisana, ha intercettato ed ha allargato, bene da Cesaro che attende e crossa col sinistro senza problemi. In difesa il numero 19 Tajani, altro recupero importantissimo per il Cottini, e qui è bravo a servire Gallaccio, la raccoglie sulla tre quarti, il pressing alto della Pisana continua a funzionare, quindi Laurato. L'appoggio accanto a sé, poi Chianelli, Ferretti. Oggi con la 10 Ferretti, naturalmente a partire da sinistra per favorire il suo piede migliore. Cervini intercettato il suo tentativo e prova a correre in grande sprint il numero 6, duello tra omologhi, e lo va a vincere contro Vasselli, il numero 6 della Pisana. Oggi Alessio Lalli. Ferretti, Laurato, qualche inversione di numero nella Pisana, e di qui la difficoltà nel riconoscere i ragazzi allenati da Di Pasquale che con Ammassari sollecitano ancora Paoletti. Calcio d'angolo Pisana, pescato fuori Ferretti, è già la seconda volta che tentano la soluzione elaborata da corner. Ora Cesaro in 1 contro 1 se ne va dal fondo, raso terra dentro, nessuno giunge all'appuntamento con la rete, ma l'azione non era finita. Dall'altro lato ancora un destro, Paoletti in 2 tempi. Molto probabile che da adesso in poi coglieremo tutte le azioni in cui verrà coinvolto Paoletti. Si sta candidando almeno in questi primi 5 minuti circa di gioco come top player della gara per il Cottini, che sta improntando una partita molto difensiva, che qui va ad allargare Vasselli. Croce lo serve, Vasselli va dentro ma Filonardi dimostra di essere attento in questo caso, effettua la prima presa della sua gara, porta fisicamente fuori i suoi Ferretti, tenta poi un sinistro dalla distanza, 2 pugni per Paoletti che devia. Croce in azione personale, cerca un appoggio che non c'è, mancano le punte del Cottini e allora si va dietro, poi cercato Gallaccio. Gallaccio la controlla bene, lavora con la suola, ne ha 3 della Pisana intorno, deve andare fuori dal numero 9 D'Ambrosio, ex Checco dello Scapicollo. Pisana recupera, Filonardi da Chianelli. Anche Cristian Conti sotto la nostra postazione cerca la giusta concentrazione, osservando la gara tra Pisana e Calcio 8 e Cottini Staibano Come. Ricordiamo, questa è l'ultima d'andata della Serie A della Lega Calcio 8. L'arbitro rettifica da corner in fallo laterale, la rimessa per la Pisana. Cesaro, Ferretti, Ammassari è libero e va a piazzarla vicinissimo al palo. Qualcuno ha parcheggiato in doppia fila qui al Ciriaci, è andato fatalmente a bloccare il parcheggio. Lungo lancio mentre si alzano cori di disapprovazione verso l'azienda dalla panchina della Pisana. A destra Cesaro, è ben servito e può tornare indietro da Capitan Chianelli. Ha preso campo la Pisana, Ammassari ancora, conclusione in fotocopia ma sull'altro palo. Cristiano Colagrossi, che naturalmente tende a marcare quanto più possibile durante l'highlights. Per ora irreprensibile la sua ripresa, ma rendiamoci conto che siamo all'8° minuto, fioccano le occasioni per la Pisana Calcio 8, ma si è ancora sullo 0-0, con un Cottini che si fa manovriere a partire dalla destra. C'è Antonini, un movimento di Gallaccio, colpo di testa, fallo, tocco con la mano di Cervini.
Antonini e Gallaccio, uno degli specialisti, però sappiamo essere Danilo D'Ambrosio, ce l'ha fatto vedere anche lo scorso anno con il checco dello Scapicollo, punizioni calciate anche sopra la barriera, una rarità, una primizia per il calcio a 8, dove molto spesso invece si tenta la conclusione di potenza, quella che probabilmente andrà ad operare Antonini. 3+1 in barriera per Filonardi, Chianelli sul palo, Antonini a giro, la palla non può abbassarsi, rimessa dal fondo Pisana. A Massari, è in 7, Ferretti traversa piena dalla gran distanza, appoggio a Ferretti, altro lancio, continua a costruire la Pisana, il Cottini prova a contenere, Croce deve far scorrere, molto difficili questi primi minuti per i ragazzi di Filoso, che sono anche dall'inizio sotto di un uomo. Il Cottini sta giocando in 7 quando Laurato va ancora a calciare tra le braccia di Paoletti. Ho detto che stanno in 7 perché non me ne ero accorto. Antonini, in gran difficoltà il Cottini, Tajani regge, però per ora la forza d'urto della Pisana, anche con un pizzico di fortuna, ha rischiato di spaccarla quella traversa Ferretti pochi istanti fa. Cervini da Laurato, il jolly della Pisana svaria naturalmente su tutto il campo, Laurato se lo può permettere, poi va bene a destra da Lalli, il cross col piede opposto dall'altro lato, Laurato fuori da Ferretti, il tiro sulla schiena di Antonini, ma il tema è ancora a chiarissime tinte All Blacks oggi. Cottini costretto sulla difensiva dall'inferiorità numerica e dal gioco palla a terra della Pisana, che entra ancora con Laurato, cross in area, Cesaro può tirare, coordinandosi malissimo, ma c'è Lalli ancora, può dare fuori a Chianelli, azione prolungata, la palla finisce tra le braccia di Paoletti. Sembrava finita nel nulla l'azione al momento del pallone giocato a campanile da Cesaro. Invece quel mezzo tiraccio del numero 7 della Pisana, tra i giocatori più prolifici realizzativamente parlando di tutto il campionato, era andato a fornire un assist mica male a Lalli. A Massari si tocca la coscia, Chianelli chiama un cambio in panchina, entra in possesso proprio però il numero 8 Ferretti, nell'insolita posizione di centrale difensivo, ma molto utili quasi tutti gli elementi della rosa di Pasquale. Chianelli, Cottini ben serrato dietro, Laurato a spazio però, dribbling secco, Laurato entra in area, lamenta un'opposizione irregolare e casomai in ostruzione di un avversario, ma l'esperienza del duo Tajani-D'Ambrosio, bravi a sbarrare la strada a Laurato. Croce, Antonini con la punta, Gallaccio prova col sinistro di prima, nessun problema per Filonardi, ma seppur con l'uomo in meno trova spazio nella tre quarti avversaria, per una volta il Cottini, salvo poi ritrarsi di nuovo a protezione di Paoletti. Laurato, telefonato il suo passaggio in orizzontale, allora Croce dopo Antonini, quindi Gallaccio. Occhio a Gallaccio, rientra sul piede, preferito calcia contro un avversario. Antonini alimenta il tema per i rossi, sbattendo però contro Laurato, contropiede, 3 contro 3 della Pisana, Laurato col no look da Cesaro, che non se l'aspettava più ormai. Paoletti rinvia, anziché far respirare i compagni, vuole cogliere la Pisana un po' lunga, così è in effetti. Croce, Gallaccio, 1-2 che si chiude, triangolo lungo, Croce non può molto però da lì, totalmente abbandonato a se stesso sulla fascia. Trasferta difficile questa per il Cottini. Lalli, Laurato, rasoterra, Cesaro, palleggio e si gira, Paoletti, pazzesco!
Prende subito. Pure palo traverso. Si candida questa ad essere delle tante già eseguite la miglior parata di Paoletti del Cottini Staibano Gomme. Davvero molto bravo, soprattutto con questo freddo, ad essere già così caldo Paoletti, ma la Pisana continua ad arrembare a testa bassa e sembra non esserci davvero soluzione di continuità a questi attacchi portati per ora, capaci di lasciare soltanto sullo 0-0 la sfida. Il riscaldamento viene accelerato in panchina da mister Cerrati. Rilancio Cottini, è un passaggio però Cervini, allora Cesaro, Laurato, 3 uomini di fronte, ancora a largo da Massari, solita azione a convergere poi col sinistro, il cambio dall'altra parte, Ferretti sul piede buono, il cross raso terra e Massari non va lontanissimo dal segnare una gran rete al volo. Tajani, Antonini prova almeno nelle prime battute delle sue azioni il Cottini ad impostare con calma, ma ecco qui che basta sbagliare di poco la misura che la superiorità numerica avversaria si fa sentire. La Pisana, almeno qui in casa, riesce a essere una delle squadre col miglior pressing nella Lega, ai piedi stavolta di Paoletti. Lalli, davvero tante conclusioni per ora verso la porta del Cottini che regge ancora. Laurato, tiro deviato, calcio d'angolo. Sono state già almeno 5 le parate operate da Paoletti. Lalli vuole lo spazio per il tiro, se lo va a procurare, dando poi a sinistra. Il cross dentro, c'è una sponda di Cesaro, arriva Croce, si combatte su quest'altra fascia, è salito anche Capitan Chianelli, quindi Laurato, dribbling stretto pregevole, il destro poi Paoletti sul suo palo e sulla linea, gran salvataggio di D'Ambrosio, il tiro immediato ancora Paoletti, è un'azione che non finisce mai. Il Cottini l'ha lasciata di nuovo lì e la Pisana attacca ancora a testa bassa. Occhio a Laurato, Laurato di fronte a un avversario al vertice dell'area di rigore, sbatte contro un uomo. Si gioca ad una porta sola, non potrebbe essere altrimenti. Il Cottini è in 7 dall'inizio. A Massari, giocata forse troppo di fino allora Tajani. Occhio al contropiede del Cottini. S'allarga Callaccio, ha spazio per rientrare e poi il destro. Sbagliatissimo, con una grande occasione per la Pisana, scusate, per il Cottini. Gli applausi dalla panchina della squadra ospite per il coraggio nel proporsi in avanti, nonostante il momento di gran difficoltà. Lalli Cesaro, secondo palo a Massari, largo a destra quindi Capitan Chianelli, ancora Ruggero a Massari, dal lato corto ad operare un cross che cambia fascia, dove D'Ambrosio si impegna per anticipare Ferretti, che guadagna comunque una rimessa. Varcato anche il quarto d'ora della sfida, è ancora 0-0 tra Pisana Calcio a 8 e Cottini, ma dovessimo giudicare ai punti questa gara non avremmo dubbi su chi assegnare per ora la vittoria delle occasioni create, che naturalmente non ha alcun senso sotto il profilo della classifica. Una Pisana che vuole riprendere la marcia dopo lo stop col Peperino, lasciali palla, Lalli poi l'1-2 che si chiude con il compagno da dietro, gran palla in verticale, cade il muro del Cottini, 1-0, ha segnato Lalli. Infinita sequenza d'occasioni per la Pisana, che poco dopo il quarto d'ora di gioco riesce a trovare la rete dell'1-0 contro un Cottini scusate, un Cottini ridotto in inferiorità numerica dall'inizio, con soli 7 convocati al campo per questa sfida. Cervini, troppo alto, Chianelli, Lalli. Pisana che ha trovato il vantaggio vuole cercare di allargare il divario con gli avversari, ci prova con Massari a calcio d'angolo. Chianelli, a Massari, palla di ritorno dentro, deviata da Cesaro contro un avversario.
prova ad uscire Gallaccio, è altissimo il pressing dei padroni di casa. Chianelli, Ferretti, prepara la botta, altra deviazione, Paoletti con mani sicure. Non sembrava poter reggere a lungo la resistenza del Cottini Staivano Gomme, che ha finito su un'azione molto ficcante della Pisana per lasciare il vantaggio agli avversari. Inevitabile, possiamo dire, data sia la mole di chance create che naturalmente il distacco che c'è comunque in classifica, anche parlassimo di parità numerica. Viene chiamato nel frattempo un time out dalla panchina di Filoso, che qualcosa vuole ridisegnare ora che la squadra è sotto. C'è anche da dire che Gallaccio e Croce non sono assolutamente degli attaccanti, due uomini che si pongono ora a sommità dello schieramento del Cottini, molto difensivo anche se sotto di un gol. Antonini e Gallaccio però ripartono. Gallaccio è servito dentro, esce Filonardi in scivolata e non rischia la presa sull'arrivo dell'avversario. A Massari. Ferretti. Laurato. Ferretti, tiro pilotato col collo interno e time out chiamato dal Cottini. Ve l'avevamo anticipato. Piccola pausa per noi. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità, siamo giunti all'incirca al 20° minuto di gioco. Nel corso della prima frazione la Pisana calcio a 8 è in vantaggio per 1-0 sul Cottini Staivano Gomme in virtù della rete di Lalli, e bravo a stanare una resistenza del Cottini che iniziava a farsi davvero stoica, soprattutto con un Paoletti in grandissima evidenza. Qui Croce è però totalmente solo in avanti, in 7, davvero difficile articolare delle azioni, anche se di giocatori valevoli il Cottini ne ha come in campo. Vasselli, Gallaccio, la palla di ritorno su Croce non è buona, la Pisana ha un altro 3 contro 3, Laurato, Lalli, corre l'autore del gol dell'1-0, Lalli entra in area, Cesaro sul secondo palo ad incrociare il 2-0 della Pisana calcio a 8. L'arrivo di Filippo Di Camillo sottolineato da altri cori di disapprovazione, lui che sta per riprendere la gara casalinga del Real Granella sull'altro campo. Si è accorto della costruzione del trabattello, trabattello del Ciriaci per riprendere l'altro campo. Giungono notizie nel frattempo su Torino-Milan, ma noi dobbiamo proseguire la cronaca. Occhio ad Antonini, destro, alto sulla traversa. Notizie non vere da parte di Di Camillo circa un rigore sbagliato dal Gallo Belotti, lo stadio del Torino. Ferretti, conclusione di Potenza, Ruggero a Massari, Chianelli sul corpo di un avversario e Tajani prova a limitare i danni il Cottini. Croce, la palla di ritorno è intercettata, quindi Laurato a sollecitare un altro miracolo di Paoletti. Palla dietro, Lalli, Cesaro, Antonini l'ha recuperata, errore di deconcentrazione della Pisana che comunque sia deve continuare a temere l'orgoglio di un avversario che, seppur ridotto con l'uomo in meno dall'inizio, proverà in ogni modo a fermare la propria crisi, ma non è facile, soprattutto perché sembra essere molto decisa. Oggi la squadra è non allenata da Davide Di Pasquale, ma da Simone Scerrati e da Massimiliano Miozzi, almeno Scerrati nelle prime battute di gioco. Ora Miozzi aver preso le redini della squadra, attacca il Cottini, occhio a Croce, è tutto destro e lo sanno, prova lo stesso ad andare sul piede preferito, un uomo di fronte a sé, anzi sono tre, Vasselli,
Gallaccio a spazio, mette a sedere un uomo, Gallaccio in area, va a calciare contro Chianelli, la prima occasione vera del Cottini dopo l'1-2 della Pisana, che poi riparte ancora bene colpendo anche l'arbitro, ma Laurato può spingere il contropiede con un delizioso lancio stoppato bene da Cesaro che controlla e poi la mette fuori col sinistro, ma pregevole il tocco prima col destro, poi col mancino a preparare il pertugio per la conclusione. Lungo lancio di Antonini, petto in sicurezza di Scerrati, testa alta Cervini, cerchio di centrocampo, sale come al solito a destra il capitano Chianelli, non cerca la licenza del tiro ma invece col piatto dentro ha letto tutto Tajani che ha il solito problema di non sapere a chi appoggiarsi, allora si mette in proprio, spintonato anche, riesce a servire D'Ambrosio, diagonale, c'è una deviazione, forse di Gallaccio, forse di Cervini, vale comunque l'1-2 del Cottini, Staibano Gomme che non ci sta. In una delle poche proposizioni offensive dalla fascia, dopo un'azione ben portata, i piedi ci sono tutti da parte dei ragazzi allenati da Pietro Filoso. Ecco riaprirsi almeno sotto il profilo del punteggio la gara. Proprio sulla chiusura del primo tempo il tradizionale saluto di Filippo Di Camillo che ci raggiungerà probabilmente dopo durante Cotton Club Golbet Calcio a 8, sfida che la Pisana vuole godersi da capolista momentanea. Per farlo deve superare però un Cottini che oggi in questo primo tempo la sta comunque tenendo aperta, seppur con l'uomo in meno, 1-2 al Ciriaci. Ci risentiamo per la ripresa. Tutto pronto per il secondo tempo e come in occasione del fischio d'avvio della gara si rialza un vento gelido qui in via Aurelia Antica, dove si sta tenendo una delle 3 gare che animeranno la serata appunto del Circolo Ciriaci, 15ª ed ultima giornata del girone d'andata della Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui la Pisana, che qui subito scambia con Laurato e tira alto, sta conducendo per 2-1 contro un Cottini Staibano Gom che, seppur ridotto in 7 uomini direttamente nella lista dei convocati, è riuscita in chiusura di prima frazione, mentre qualcosa ha dimenticato il prode Di Camillo e viene a recuperare prontamente prima dell'inizio della gara. Croce fallisce il passaggio, quindi la Pisana a destra Cesaro, tiro di Cesaro che coglie impreparato sul primo palo Paoletti, il primo errore della partita del portiere del Cottini. 3-1 Pisana. Cesaro a Massari, eccola che si rinnova la sfida tra i 2 cannonieri principali della Pisana Calcio a 8. Cottini che calcia direttamente da centrocampo, cercando di cogliere impreparato Filonardi. La sfera finisce comunque alta sopra la trasversale del secondo portiere, in teoria, per quanto riguarda le gerarchie di rosa della Pisana Calcio 8, ma portiere di grandissimo affidamento, naturalmente, che è tornato anche a far parte del gruppo all'interno del futsal, sempre targato Pisana, Tajani. Croce, troppa la voglia di tornare in campo per Filonardi, che ha comunque offerto qui al Ciriaci una delle sue migliori prestazioni proprio nella vittoria 3-1 contro la Roma, l'ultima in ordine di tempo per una Pisana poi battuta dal Peperino. Oggi la reazione, almeno dal punto di vista caratteriale, la stiamo vedendo, certo facilitata dalla condizione di un avversario che si è presentato al campo con un effettivo in meno e con l'impossibilità totale di fare cambi. Non è facile nemmeno reggere fisicamente, i ritmi sono alti nonostante il gelo che avvolge tutta la capitale, ma fidatevi, qui al Ciriaci è davvero particolare. Croce, palla dentro, il controllo di Gallaccio sulla linea di fondo e il pallone è uscito. Chianelli, cross, Laurato,
passaggio pilotato dentro col collo interno destro a cercare Cesaro, nulla da fare, ma Ferretti la può far scorrere per l'indisturbato Filonardi e ricominciare. Quindi un tema unico, il leitmotiv chiederemo naturalmente poi lumi sulla pronuncia all'esperto Cristiano Colagrossi qui vicino a noi. Il tema, dicevamo, unico svolgimento e traccia che sin dall'inizio sono stati scolpiti in calce da una Pisana abituata a dominare nel possesso contro squadre che oppongono 8 elementi. Oggi la superiorità numerica sta dando un aiuto mica male a una squadra che comunque dimostra idee e voglia di combattere per le primissime posizioni. La reazione del Cottini è fatta da questo lungo passaggio in verticale da parte di Croce. La sovrapposizione però di D'Ambrosio non può essere premiata fino in fondo. Cristo. Chianelli. Col sinistro Chianelli da Cesaro. Ancora Chianelli, Lalli, Laurato, Cesaro, velo, ottimo, Chianelli dentro, Tajani la lascia lì, Cesaro ad arpionare tra i guantoni di Paoletti, quindi D'Ambrosio. Croce. Scibilia chiede dalla panchina Miozzi di chiudere la gara, conscio del fatto che il Cottini comunque in contropiede può rendersi pericoloso. Lo ascoltano i suoi. Cesaro per Chianelli dopo una gran palla di ritorno, il muro del Cottini che regge, ed eccolo infatti il contropiede dei ragazzi di Filoso a largo, Gallaccio da D'Ambrosio, rasoterra, ed eccolo il gol delle 2-3 del Cottini. Staibano Gomme ha segnato Gallaccio. L'aveva appena detto dalla panchina Miozzi, c'era da stare attenti, c'era da chiudere la gara. Il Cottini, seppure in 7, dimostra di avere le qualità per poterla riaprire e ora per poter lottare. Il gol di distanza alla fine è solo 1, vediamo se la Pisana saprà riportarsi avanti di 2 lunghezze o se in questo lungo comunque secondo tempo ancora da giocare ci sarà da soffrire per i ragazzi capitanati da Chianelli. Qui Cesaro chiama un contatto all'arbitro dopo lo stop, si è aiutato di mestiere Tajani, ma senza commettere fallo secondo l'arbitro. Fallo laterale dentro, Cesaro tiene ancora la posizione, la riesce a dare fuori a Laurato, ha 2 uomini di fronte, Laurato e Cesaro, non si chiude il triangolo, erano in 5 quelli del Cottini. Ora Ferretti Cesaro, Ferretti invece da Laurato ancora in area di rigore, il cross che attraversa tutta quest'ultima finendo dall'altro lato dove può raccogliere e riproporre Vasselli, Croce, tocco di Lalli che libera Gallaccio in area, Filonardi, un miracolo sulla traversa. Vicinissimo al pari il Cottini, Staibano Gomme, ci sono volute le mani sicure di Marco Filonardi, un pizzico di fortuna col bacio alla traversa della sfera che finisce fuori, e seppur in 7 ci credono quelli di Filoso che battono ora un calcio d'angolo lungo su Antonini, stop e D'Ambrosio, ancora da Antonini, il piazzato dalla distanza, Filonardi in 2 tempi senza problemi. Grazie. No, ecco, rientrato. Problemi nelle attrezzature di Camillo per fortuna prontamente risolti, mentre Laurato da quest'altra parte, dopo aver rischiato l'impossibile, la Pisana con l'uomo in più e il Cottini che si era proposto bene, va a reimpostare la sua azione offensiva. Ferretti forse vuole risolverla da solo col tiro Paoletti, non ha problemi a bloccare a terra. Il Cottini ha preso coraggio, ha trovato anche forse qualche imperfezione nello schieramento tattico della Pisana. Ecco per esempio un altro lancio lungo, Filonardi deve uscire, si sta impegnando da matti D'Ambrosio che corre su tutta la fascia e per tutto il campo. Qui va a fare fallo a Cervini che se la ride con l'arbitro e batte velocemente la punizione. Lalli, Chianelli,
Cervini. Laurato. Converge. A spazio, glielo chiudono, prova lo stesso per Cesaro, in verticale Paoletti, bravissimo a terra, e poi ancora fuori, può proseguire l'azione con Scibilia, l'appoggio a Cesaro, non passa il numero 7, si serrano le maglie difensive in rosso, Croce col tocco di Scibilia, rimessa dal fondo. Non l'ho presa. No, sembrava buono. No, perché Paoletti è top player, quindi Tajani. Cambio di gioco, con questa giocata il cottinista Ibano Gomme ha trovato i pericoli più importanti nonché le due reti che lo tengono in gioco, nonostante l'inferiorità numerica dal minuto 0 della gara. D'Ambrosio, Di Suola, D'Ambrosio, la sua esperienza. Croce. Filoso vuole che venga mosso il pallone, ma non è facile trovare compagni liberi, soprattutto quando gli avversari sono in più. Sono di più, scusate. Antonini alza un campanile che Croce controlla molto bene, seppur pressato da Laurato. Rieccolo Croce. Tajani. Si va a chiudere un po' in un imbuto il Cottini, che infatti riconsegna palla alla Pisana, il pressing alto di Ferretti, poi Laurato. Si gira in un fazzoletto con gran potenza Laurato, doppio passo, se ne va ancora il destro di Laurato, fuori di un nulla, che azione! Giustamente Cristiano Colagrossi ci faceva notare come questo fosse un tiro che era finito. Un tiro che era finito fuori, non lo stava marcando, ma degna di nota l'azione di Laurato. Croce, occhio a Croce, che però va ad ingolosirsi fin troppo. Allora Scibilia fino in fondo, poi l'assist allargato da Cesaro, pensa al tiro, lo scocca e dopo una deviazione intravista dal direttore di gara più lontano dalla nostra postazione si riprenderà con un calcio d'angolo. Lalli, allora Ferretti, quindi Cervini. Occhio a Cervini, Ferretti preparava la sventola, poi il tacco lezioso però da Laurato, quindi Antonini, anch'egli lezioso. Lalli prova a dar sostanza a questa azione, ma alza troppo il bersaglio e viene sostituito da Carnevali, che gli dà il 5 a distanza. Sembra parecchio infreddolito, almeno dalla mimica della corsa a Carnevali. Sembra gli abbiano legato mani e caviglia dalla distanza, molto irrigidito nella postura, il numero 5 della Pisana. Noi che naturalmente ce la ridiamo, qui c'è un freddo che presume del coraggio da parte di questi ragazzi per poter giocare. Scibilia di prima, Laurato, Carnevali, Chianelli, Ferretti, servito, grandissima rasoiata in diagonale di Ferretti, poker Pisana, prende la mira e non ce n'è per Paoletti. 4-2. Tajani, difficilissimo naturalmente ora riaprirla una volta di più per il Cottini. Croce da dietro a Tajani, Cervini che non esce dal campo come invece ha fatto Lalli per far posto a Carnevali lì sulla tre quarti. Gallaccio col tacco, si propone comunque il Cottini con D'Ambrosio che qui a destra è servito da Croce, dribbling secco su un avversario di D'Ambrosio. Laurato ha recuperato retrocedendo velocemente la Pisana. Carnevali, Scibilia, Ferretti, Chianelli,
Azione della Pisana. Carnevali. Cottini piazzato in maniera passiva, ora naturalmente si fanno sentire anche le fatiche del giocare con l'uomo in meno. Cervini, finta il tiro e poi l'assist. Chianelli, ma l'uscita coraggiosissima di Paoletti. Calcio d'angolo Pisana. Carnevali a controllare. E poi la gran sventola di Scibilia. Vola con la mano di richiamo Paoletti. Carnevali, altro velo, sempre Scibilia, disturbato anche da Ferretti, ma si rimane in area, ancora col numero 9, Tajani la recupera regolarmente, in genuflessione Ferretti con praticamente una mezza rabona la recupera, quindi ancora Scibilia contro Tajani, ora un tiro a segno, Laurato. Sembra non reggere più il Cottini. Carnevali tiene il duello fisico, poi l'allarga ancora, specchiandosi forse troppo qui la Pisana. Cesaro. Tajani in pressione. Giunge. Per un attimo di panico ci ha colto con dei tocchi all'altezza del petto, ma era il pro di Michele Scatarzi. La Pisana attacca, il gioco si ferma per un attimo, poi si riparte, Laurato ed è dentro il gol del 5-2. Non avevamo capito lo svolgimento di questa azione, poi la Pisana è ripartita, l'ha messa dentro scusate, Laurato, sono 5. Non ho preso la punizione, No, non si non ho preso il fallo. Buon anno, invece. Non ho preso il fallo. Va benissimo, ti Calcerata la centrata sfidando anche il freddo, mandando lontano dalla porta. Trattasi del numero 25 Gallaccio, l'autore di una delle due reti che avevano tenuto fino ad un certo punto in campo il Cottini. Chianelli e Velo, da quest'altra parte Ferretti. Gran freddo, Cottini sotto di 3 reti, Pisana che vuole acuire il vantaggio, prova a farlo con Cesaro, in area di rigore con il sinistro, fuori però. Paoletti rimetteva dal fondo, è anche un po' infreddolite qui le menti dei protagonisti, la seconda azione dove lo svolgimento non è molto logico. Paoletti rimetteva dal fondo, l'arbitro aveva però segnato a chiarissimi gesti il corner. Calcio d'angolo, palla allargata, Carnevali, tacco di Scibilia, Chianelli di testa, ancora da Scibilia, naturalmente il fuorigioco non c'è e quindi la deve mettere in calcio d'angolo D'Ambrosio. Filonardi si discute di scommesse sulla panchina della Pisana, probabilmente la testa è già alla prossima sfida contro il De Angelis, quella che aprirà a tutti gli effetti il girone di ritorno, quello d'andata, termina oggi, lo sta terminando alla grande la Pisana per suoi meriti, per demeriti del Cottini che è arrivato in 7 qui al Ciriaci, ma ha comunque provato a rimanere in gioco. C'è qui Ferretti sull'esterno della rete. Sovrapposizione buona del Cottini ora sulla sinistra. Carnevali si autodribbla in area, Filonardi deve parare, poi c'è da rimettere dal fondo il pallone, sta morendo dal freddo Colagrossi.
cui consigliamo un doppio limoncello tra una gara e l'altra. Carnevali Scibilia, ancora Ferretti, autore forse del gol più bello della gara. Chiederemo poi lumi al nostro assistente e alla regia, lui che l'ha visti sicuramente meglio di noi, i 7 gol di questa sfida. Cesaro vicino all'8º, sarebbe stato il 6º per i suoi, che il segnale l'hanno comunque dato sia a Cotton Club che a Colbert, che scenderanno a breve in campo. Riconosciamo le divise oro del Cotton Club, non scorgiamo ancora invece quelle blu cerchiate della formazione del presidente Andrea Cencitti. D'Ambrosio, Antonini, D'Ambrosio, gran filtrante e con lo stop fa 3-5 il Cottini, stavolta con Vasselli. Era indeciso se era Vaselli o Vasselli, ha detto a metà tra una S e una S. Ferretti, non sappiamo come, ma sta ancora scendendo la temperatura. Sono le 22:37 quando attacca Laurato. Vuole andare in solitaria, ne ha 2 di fronte. Chianelli, Scibilia, ora da metronomo, si è alzato Carnevali. Ferretti ha abbandonato la posizione di difensore centrale, sempre largo invece Cesaro. Prima a destra, almeno negli ultimi minuti, ora a sinistra. Scibilia in verticale. Laurato ancora va molto bene a terra in velocità Paoletti. D'Ambrosio, l'ex chicco dello scapicollo da Tajani, grande spirito del Cottini che continua a crederci, qui costringendo all'uscita Filonardi. Basso, troppo basso, stai più su. Carnevali, stai più su. Ancora nel cerchio di centrocampo Tiziano Carnevali, col piatto destro da Laurato, un doppio triangolo che non può chiudersi, un troppo relax la Pisana. Fino all'ultimo invece il Cottini con Vasselli, l'autore anche, dobbiamo dirlo, fortunosamente del gol del 3-5. Ancora Vasselli, ci è sembrato aver sentito però il fischio dell'arbitro dall'altro lato, ma l'azione non si è assolutamente fermata. No, hanno iniziato qui alle nostre spalle Real Granella, ha iniziato a giocare la sua gara Antonini. D'Ambrosio con la punta! D'Ambrosio, gol del 4-5 del Cottini che ci crede fino all'ultimo. L'hai preso quello che ha tirato? Ok, no, ci può sta, dai, non. Cesaro e quindi Pisana che deve tremare negli ultimi istanti per essersi addormentata, l'ha fatto tante volte in questa gara. Sul 5-2, una Pisana un po' vecchio stile, quella di quest'oggi. Cesaro Scibilia Cesaro, sbatte contro Gallaccio, la tiene in campo il Cottini, fa fallo il numero 9 della Pisana. Non l'ha vista partire, probabilmente Filonardi beffato sul suo palo. C'è addirittura però spazio per Croce sotto la nostra postazione. Il numero 5 riesce a dare a D'Ambrosio, c'è la combinazione su Gallaccio. Occhio allo spazio che si crea per D'Ambrosio in area, al limite, anzi va a passare da Scibilia. Davvero però una prestazione straordinaria per quanto riguarda grinta, applicazione e cuore per i ragazzi in maglia rossa di Filoso, che ne ha fatti 4 all'ex capolista, che ha certo i suoi demeriti per avere questa gara ancora aperta negli ultimi minuti, ma che si stava proponendo addirittura per il pari.
Qui rischia la Pisana, Cervini è pressato, deve tornare da Filonardi che col sinistro scava male, Vasselli, Gallaccio in area ed è il pari incredibile del Cottini Staibano Komme che fa 5-5 con l'uomo in meno. Fulminata la Pisana su una gestione del possesso davvero illogica da qualche minuto a questa parte per i ragazzi padroni di casa che avevano un'occasione d'oro e la stanno gettando al vento, un punto che sarebbe pesantissimo per la modalità con il quale sta aggiungendo da parte del Cottini. Non ci credeva nessuno, ma la partita si è rinfiammata in questi ultimi minuti. Gelata la Pisana, s'aggrappa a Laurato che va da solo contro 3, la mette dentro ed è Scibilia a rimettere a posto le cose provvidenzialmente per una Pisana che se l'era complicata da morire. 6-5. Partita pazza, sarà il gelo, sarà la stagione, sarà lo spirito di queste due squadre. Abbiamo assistito negli ultimi minuti ad una sequenza che aveva visto tornare sotto dobbiamo dire, anche grazie ai ragazzi, attenzione nel frattempo al pallonetto da centrocampo, no, l'arbitro non aveva fischiato la ripresa del gioco. Dobbiamo anche nel frattempo ringraziare, dobbiamo dire, i protagonisti in campo perché se il ritmo fosse fosse rimasto fino alla fine è quello basso di una partita con risultato già acquisito, mentre arriva un destro che va direttamente fuori, dicevamo il risultato già acquisito della Pisana, probabilmente si sarebbe trattato di assideramento per il sottoscritto e per il fido Cristiano Colagrossi, forse anche gli ultimi bagliori di una partita che si è accesa alla grande nel finale ci terranno in vita anche per il Cotton Club Golbet Calcio 8, sfida che seguirà direttamente al termine di questa, mentre Cesaro stava per fare il 7° per la Pisana. D'Ambrosio in fallo laterale dopo lo stop fallace, l'arbitro era proprio lì e dà un minuto di recupero, un minuto nel quale la Pisana dovrà provare in ogni modo a non prendere il gol del pareggio. Scibilia, il Cottini naturalmente con le residue speranze dopo aver dimostrato un orgoglio davvero straordinario quest'oggi. Cesaro la lascia scorrere contro Tajani, è l'ultima occasione per il Cottini, il 19 ancora cuore per spingere l'isola sinistra, va però a sbattere su Chianelli, chi lo attendeva, lì Sornione, gliela sottrae, si presenta sulla tre quarti, Laurato in area, lo stop è così e così, il secondo controllo migliore, e poi Scibilia! 2 gol, quelli che servono alla Pisana per chiudere la gara e portare a casa i 3 punti, 7-5. Triplice fischio del direttore di gara, vede le streghe, l'inferno anche se nel gelo, la Pisana calcio a 8 e poi nel finale riesce a riappropriarsi di una vittoria che sembrava sua già in partenza, onore al gran cuore del Cottini, al Ciriaci, l'ultima d'andata finisce 7-5.